Bentornati a Non Conforme, puntata veramente interessante, puntata di ritorno, puntata in cui si rivedono vecchi amici e soprattutto grandi personaggi, in questo caso dell'arte, che tornano da noi a parlare. E in effetti è anche una bella occasione per rivedersi e parlare delle cose al netto dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, perché in effetti molte cose sono cambiate, anche in positivo, ed è bello vedere un pochettino quelle persone che ci parlavano e con le quali parlavamo un anno e mezzo fa, un anno fa, in cui le cose sembravano molto torbide, vedere un po' come le cose si stanno evolvendo e cercare di non dimenticare, anche con l'aiuto di queste persone, che tanto si sono spese. In questo caso è un grande ritorno quello che c'è oggi. Se sentite rumori di ambiente non preoccupatevi, è una situazione, diciamo così, lavorativa impegnativa, ma è di nuovo con noi il grande Antonio Figo Canella, che forse sta facendo al bar cose di questo tipo perché sta facendo colazione. Lo sentiamo impegnato. Antonio, bentornato a Non Conforme. Ti sentiamo impegnato. Salve tutti, sono impegnato a chiudere le porte perché riuscire a evitare di essere invasi dai rumori ambientali è quasi un'astrazione, quasi impossibile, insomma. Meraviglioso, meraviglioso. Comunque, bella intervista mattutina in questo caso, quindi andiamo a cogliere loro che il mattino è in bocca, grazie ad Antonio. Allora, io ho avuto il piacere di conoscerti un anno e passa fa, quindi si parlava del 2021, eravamo nel pieno di questo bailame pseudo-pandemico con restrizioni, Green Pass, porcherie varie. Quindi stavamo ragionando su una situazione assolutamente negativa che ci stava accadendo e che stavamo cercando di fronteggiare con tutto il coraggio che avevamo e con tutta la nostra buona volontà, facendo quadrato intorno alle idee che ci rendono liberi. Quindi eravamo tutti quanti accomunati da questa cosa. Ora sta succedendo una cosa curiosa. Piano piano, lentamente, o anche non lentamente, ma in effetti con una certa sostanza, la situazione sta andando a cambiare, le restrizioni stanno avvenendo meno gli obblighi, sta iniziando quel processo, diciamo così, di insabbiamento comunicativo storico della vicenda per cercare di arrivare a una sorta di volmose bene, scurdamo giovassato, però, Antonio qua è testimone del fatto che non bisogna dimenticare, la memoria delle cose va tenuta vivissima. Ora, io ti vorrei chiedere, tanto per incominciare, tanto se hai voglia di raccontarci come hai vissuto quest'ultimo periodo, diciamo dall'inizio della guerra in Ucraina in poi, quando la situazione è andata a cambiare anche per quanto ci riguarda in senso positivo, come hai visto questo cambiamento di scenario? Come lo hai percepito? Come l'hai valutato? Ma io ho sempre detto una cosa, non è tanto una questione solo di memoria, perché io uso la memoria semplicemente quando parlo per, se è necessario, risvegliare un attimo le coscienze anche di chi si sono un attimo frastornati, ma io non sono affatto convinto che le cose siano così tanto cambiate. Diciamo che questo avvenimento è stato utilissimo nella sua tragedia, è stato utilissimo per smascherare una condizione dell'umanità tutta, che è centrata sostanzialmente sulla paura e quindi conduce percentualmente, e parlo del mondo occidentale in particolare, la sua vita al 90% nella tristezza, nella depressione, nell'insoddisfazione. E questa bolla di tristezza, depressione, insoddisfazione, che è andata sempre crescendo, nonostante invece ci fosse una superficie edulcorata, cioè ripittata a nuovo, pensiamo agli anni '80, i grandi capelli gonfiati, le grandi spalline, i grandi luccichii, ma era una superficie, io lo ricordo bene perché c'ero già allora e percepivo con altrettanta forza, forse meno coscienza, ma mi ricordo molto bene le percezioni, c'era un vuoto che si stava allargando sempre di più e che è esploso semplicemente con la vicenda
del virello. Cioè il virello ha semplicemente messo in mostra come la società occidentale sia fragile e del tutto, cioè, incapace di rispondere all'esistenza reale qualsiasi cosa, insomma, questo è il discorso, quindi non credo che ci sia una cosa che è cambiata, perché possono cambiare gli eventi, domani sarà la crisi energetica, già lo stiamo vedendo, cioè siamo già negli assurdi. Siamo negli assurdi, no? Dove la legge della finanza, cioè del profitto, l'uomo che s'approfitta, che è un bel gioco di parole che è molto interessante, quindi l'uomo che s'approfitta è l'archetipo di questo nostro tempo. E finché quest'uomo che s'approfitta non verrà messo in minoranza, non dico che deve scomparire, perché nella dialettica umana ci deve stare sempre una parte di un colore, una parte di un'altra, perché questo fa andare avanti la vita, però è una questione di equilibri. Noi siamo arrivati a un punto di squilibrio così grande rispetto a chi conduce la propria vita nella paura, nella depressione, quindi s'approfitta, cioè guarda solo il profitto proprio e cerca semplicemente di vendicarsi di un'esistenza che sente come misera e come finché questo tipo di dinamiche non saranno riequilibrate, ne succederanno di ogni, cioè non è il virello. Mi dispiace fare il profeta di sventure, ma è molto semplice, non è che ci vuole chissà quale illuminazione. Uno deve guardare alla fonte delle cose, non deve guardare alle cose, le cose sono occasionali. Oggi è il virello, domani è la guerra tra Russia e Ucraina, dopodomani saranno il vaiolo delle scimmie, dopodomani cioè, la cosa più importante, grossa sotto, è la condizione dell'umanità. Se l'umanità non supera questa condizione di insoddisfazione, vuoto, depressione, rabbia e quindi tentativo semplicemente di accumulare il più possibile, e questo parlo sia per i più piccoli, cioè la gente della strada che pure risponde così, sia per i più grandi, che pure quelli stanno lì con l'anima vuota che tentano semplicemente di condurre le persone a essere un gregge addomesticato. Ma insomma, che esistenza triste è? Cioè, che esistenza triste è? Purtroppo sono persone come il nostro Guglielmo Cancelli, che ha orecchie da intendere intenda, il nostro Guglielmo Cancelli, che praticamente sono cresciute con i bit 01100110, loro sanno solo giocare a scacchi, significa che si seggono lì e guardano la prossima mossa che posso fare per sconfiggere e poi ottenere il mio obiettivo. Questa è la loro esistenza, non c'è uno slancio oltre, non c'è una comprensione di cosa succede dopo la morte, non c'è una comprensione di quello che è il destino dell'umanità, non c'è una comprensione di quello che va al di là di una manciata di anni, perché stiamo parlando di una manciata di anni, con la Terra stimata 5 miliardi di anni di esistenza, stiamo parlando di una manciata di anni e non c'è questo sguardo, quindi è chiaro che adesso io sono sicuro che molti di questi sono sinceramente preoccupati che il pianeta vada a prostitute, per non usare l'espressione più vera e gergale, no? Perché? Perché è vero, perché abbiamo fatto una marea di disastri e li hanno fatti principalmente loro, perché sono le grosse corporation, eccetera, che hanno creato il disastro ecologico. Non è certo il singolo cittadino che anche ignora determinate cose, sono le grosse corporation che inducono al consumo di plastica, che inducono al non riciclaggio, che inducono al consumo di tutto in continuazione ossessivamente. È chiaro che questa roba
poi, visto che ci sta tutto sto consumo, ci deve stare tutta sta produzione, ci deve stare quindi tutto sto estirpare da qualunque parte in funzione di questo approfittarsi, cioè del profitto. È chiaro che tutto questo, cioè, queste persone vivono solo in questa logica. Se noi non riscopriamo un'altra logica, non cominciamo a costruirla, non ne usciamo fuori. E guardate che è pervasiva. Io sto invitando le persone sempre di più e mi sto attirando tante critiche, ma io ormai sono convinto che per costruire qualcosa di reale non bisogna entrare nelle attuali istituzioni. Perché è come se tu tentassi di entrare dentro la caverna infestata dai draghi, guarda un po', no? Sia di nome che di fatto, infestata dai draghi e pretendessi di cavartela. Ma sei un cretino, cioè stai fuori, fai crollare l'ingresso della caverna e vedrai che i draghi si mangeranno da soli. Nel frattempo tu preoccupati di costruire un posto tranquillo e sicuro per le persone che vogliono vivere respirando. Per cui, e torno quindi al centro di quello che stavo dicendo, non si può entrare nelle istituzioni adesso, perché le istituzioni sono contaminate a tal punto che veramente dovresti essere un essere di luce pura per non essere contaminato da sta roba, e noi non ci siamo ancora a quel livello, quindi per non essere contaminati bisogna uscire fuori. Ma io la dico molto pratica, e questo riguarda me, te, Gabriele, ma tutti quanti, ma gli smartphone in mano ai ragazzini, ma basta, ma rendetevi conto, ma non potete dare questi aggeggi elettronici in mano ai ragazzini, non glieli potete dare, sono degli strumenti, e sono solo degli strumenti, che il momento in cui non vengono usati con una consapevolezza molto importante, fanno ammalare, esaltano quanto di peggio c'è, perché sono degli amplificatori, quindi esaltano le paure, esaltano le debolezze, esaltano le fragilità. Chiaramente se uno poi le sa usare, quando diventa consapevole, riescono anche a essere degli strumenti che amplificano anche cose positive. Ma siccome è come se io dessi in mano a mio figlio, poiché nella mia tribù si usa, li uso pure io, gli dessi, non so, la mia spada. E gliela do e dico vai tranquillo, perché tanto la usa pure papà e la usiamo tutti, quindi prendi pure tu la spada. La prima cosa che succederà è che il ragazzino o taglia se stesso o taglia qualcun altro non volendo. Ma è evidente questo. Allora perché non riusciamo a capire che questi strumenti sono delle spade? Vanno trattate con i guanti e con la consapevolezza. Non si può dare la tecnologia in mano ai ragazzini, non lo potete fare, perché sono dei moltiplicatori di una serie di dinamiche disastrose. Se il ragazzino minimamente, come tutti i ragazzini, sta un po' fragile, escono fuori delle robe orripilanti. Cioè non si può fare, dategli il telefono per telefonare se volete, ma non gli date lo smartphone dove possono vedere i video di tutta sta gente che si proietta sulle cose. Ieri ho visto un video da brivido, cioè un ragazzino che incitava i suoi, diciamo, colleghi studenti, facendo tutte delle mossette, poi faceva delle mossette davanti al video da fighetto, cioè proprio da così, che non avevano senso, proprio da cretino, e contemporaneamente diceva sappiate i vostri diritti, i professori non vi possono vietare di andare al bagno, non vi possono vietare la ricreazione, eccetera, eccetera. Quindi diceva queste cose, poi se mi date 100.000 like vi dico i prossimi. Ma che cazzo? Tu scherzi che ci sta una ragazzina che conosco io, che è una ragazzina fighissima, che subito l'ha preso e l'ha inviato nella sua chat di classe, di una classe parentale, quindi che non ha niente di quello che viene detto là dentro, cioè tutti i presupposti completamente diversi. Però la ragazzina, pur intelligente, pur in gamba, pur all'interno di un progetto parentale, ha preso e ha mandato sta cagata. Allora, ma è evidente che questo
cioè, ma mica è colpa della ragazzina, è colpa nostra, è nostra responsabilità. Non si può fare questo, lo capite? Bisogna uscire dalle istituzioni. Allora il genitore giustamente mi risponde e dice, vabbè, ok, che c'è, intanto prima domanda che viene, no, spontanea, che c'entrano le istituzioni con gli smartphone? Ah, ecco, ci arrivo, perché i genitori mi rispondono, ma io che ci posso fare? Tutti quelli della sua classe hanno lo smartphone. Certo, ecco, questa è la spiegazione. Se hai un pensiero e nel pensiero riconosci che questo è uno strumento grave, pericoloso e va limitato e non hai altri nell'ambito della tua classe, nel gruppo dei genitori che sostengano questo pensiero, anzi io so di professori che ancora sull'onda di quello che è successo nel lockdown spingono i ragazzini a lavorare tutti a età improbabili sul tablet, sugli smartphone, sulle cose, non rendendosi conto di questa roba qui, non rendendosi conto, allora tu devi uscire da lì. Devi uscire, perché se i tuoi valori, se questo lo riconosci come un valore, sono importanti e fondamentali per i tuoi figli, perché crescano sani e capaci di modificare questo mondo in meglio, allora tu devi uscire da lì, perché è chiaro che non ce la farai, quel ragazzino diventerà ovviamente un paria, cioè diventerà uno messo in un angolo perché tutti gli altri ce l'hanno e lui no. E io lo so bene perché mio figlio per un anno c'è stata alla scuola pubblica perché ha voluto fare l'esperienza e è successo questo. E succedeva questo. Ed era l'unico che non aveva lo smartphone. Ma succedeva questo. Allora io dico, dovete uscire da lì. Non si può stare nelle istituzioni che ormai hanno perso il timone. Lo hanno perso il timone. Guardate, io parlo così. Quando dico queste cose, poi c'è mia madre, che è un ex insegnante per anni, che dice, che si arrabbia perché ha insegnato con amore e passione dentro le scuole pubbliche per anni, ma io lo so che ce li conosco, sono amici miei, io ho amici insegnanti che sono rimasti a fare il portabandiera dentro un deserto e loro continuano a dirmi quelli che sono rimasti, io onestamente rimango perché dopo essersi fatto l'esame di coscienza, perché la maggior parte ho stipendio fisso, a dodicesima, a tredicesima, eccetera, è chiaro che c'è un altro tipo di discorso del perché rimango lì. Ma invece c'era una parte che si è fatta l'esame di coscienza, non c'entra la dodicesima e la tredicesima, e c'è proprio la volontà di essere un baluardo di resistenza perché loro stessi mi dicono sta andando tutto a rotoli. Sta andando tutto a rotoli dentro la scuola pubblica. Allora, nell'andare tutto a rotoli, loro dicono io voglio essere semplicemente Schindler, cioè quello che riesce a dare un barlume di luce a questi poveri ragazzi che stanno là dentro. Va bene, ok, fatti salvi questi, rimane il fatto che quel luogo va abbandonato, ma va abbandonato perché il momento in cui ci sarà una fuga reale, perché adesso già sta sulle carte dei ministeri, l'abbandono scolastico e la nascita di scuole alternative. Non crediate che non l'abbiano visto, già ci sta. Ma quando questa cosa, che è già in proiezione statistica, è inevitabile, crescerà sempre di più, sarà arrivata ad essere di fatto nel presente una cosa imponente, allora la scuola pubblica dovrà mettersi in discussione. Dovrà mettersi in discussione, sarà obbligata a mettersi in discussione, pena il crollo. Perché i figli sono stati affidati a noi, non alla scuola pubblica e nemmeno allo Stato. Siamo in un'era in cui lo Stato vorrebbe che gli affidassimo i figli. I figli sono affidati a noi. Deve essere chiaro questo. Lasciamo perdere adesso, qualcuno dirà sì, l'auto, cose, in realtà l'editto, quello. Lasciamo perdere tutte queste speculazioni su leggi che non si conoscono pubblicamente, è tutta un'altra cosa. Non voglio affrontare quel discorso dell'autodeterminazione, eccetera, 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 che è un discorso complesso e porterebbe via troppo tempo. Di fatto, nella pratica, questi figli sono stati affidati a noi, anche spiritualmente.
Noi siamo i custodi dei nostri figli. Quindi siamo noi che abbiamo il compito di agire e sottrarli alle influenze negative. Non può essere che la scuola diventa quel parcheggio salvavita che è diventata adesso. Poiché io devo lavorare, avere la mia vita, io parcheggio i miei figli nella scuola e quello che succede, succede. No, non un corno quello che succede. Oh, riappropriatevi del vostro ruolo. Se avete generato dei figli, avete avuto il compito di esserne i custodi. E lo dovete fare col massimo del vostro impegno, il che non vuol dire annullare voi stessi, per niente proprio. Questa è un'errata interpretazione e da questa errata interpretazione derivano tante malattie della relazione familiare. Ma essere genitori significa comunque, al di là della forma che adesso non abbiamo ancora affrontato ma che si può assolutamente affrontare, farsi carico proprio morale e spirituale della custodia dei propri figli. Quindi non si può allargare le braccia e dire ma io lavoro dalle 7 di mattina, chi ce ne frega che tu lavori dalle 7 di mattina? Tu hai generato un figlio, sei il custode di tuo figlio. Perciò, essendo il custode di tuo figlio, prenditi questa responsabilità e decidi per lui. Perché questo ti si chiede. Fino a quando quell'anima non avrà la forza di decidere per se stessa, sei tu che decidi per lui. No, ma che posso fare? Ma io non corno, Ce ne stanno le possibilità, ve l'ho dette adesso. Fare una scuola parentale, intendo sia quelle da casa, proprio non schooling, sia quelle con più ragazzini, eccetera, non è così complicato come sembra. Tutto quello che vi viene detto sul fatto che sia complicato è per tentare di scoraggiare questo movimento. Ma fare una scuola parentale, è garantito dalla Costituzione. È garantito dalla Costituzione, è proprio previsto. La scuola così come adesso non esiste da tanto tempo, non è che c'ha tutta sta storia infinita, Cioè esiste da poco, sappiamo che con Carlo Magno viene istituita la prima istituzione simile, eccetera, e poi dopo la vera alfabetizzazione avviene nel dopoguerra, quindi stiamo parlando di una manciata di anni. Per carità, lodevole idea, lodevole iniziativa, lodevole cosa, deve essere riportata nei ranghi. Riportarla nei ranghi, come la riportiamo nei ranghi? Se tutte le riforme che sono state fatte da 30 anni a questa parte sono state dei deliri orripilanti. La riportiamo nei ranghi togliendogli il potere. La riportiamo nei ranghi dicendo guarda che il figlio mio è mio, per cui io te lo tolgo e ci penso io, non ti preoccupare. Se non si comincia a fare così e non si crea una dialettica in cui la scuola si dovrà mettere in discussione, quella non cambierà. Guardate che si parla di telecamere dentro le classi. Cioè io ho degli insider, diciamo così, dei professori appunto che sanno, si parla di telecamere dentro le classi. Si parla di protocolli di insegnamento. Protocolli di insegnamento è semplicemente l'inizio dell'intelligenza artificiale, di Toby della Vodafone, che invece che fa Toby della Vodafone farà l'insegnante a scuola. Se ci pensate un attimo, è ovvio, perché è tutto molto, molto evidente. Io comincio a staccare, faccio tutto sugli smartphone e sui tablet. Poi, a un certo punto, comincio a dire, siccome tutti si lamentano a destra e a sinistra, eliminiamo le lamentele e stabiliamo un protocollo di insegnamento. Siccome tutti si lamentano, mettiamo le telecamere così nessun abuso può essere fatto. Lo vedete come tutto viene distorto? Nessun abuso può essere fatto, c'è la telecamera, perfetto. Una volta che c'è la telecamera, il maestro deve stare precisamente all'interno di cosa? Come si fa a capire ciò che può fare e ciò che non può fare? Dobbiamo fare un protocollo. E facciamo il protocollo. Quindi l'insegnante starà dentro un protocollo filmato dalle telecamere. A quel punto ci sarà a dire, scusate, ma questo insegnante segue un protocollo. È filmato dalle telecamere, non muove un passo perché se no non si può fare.
ma mettiamoci Toby, spendiamo di meno, è più veloce, non si lamenta e vai. Quindi, cioè, non è, ripeto, questa intuizione, che è un'intuizione spirituale, però è alla portata di tutti. Pensateci un secondino, proiettatevi come fanno gli scrittori di fantascienza. Vi piacciono tanti film di fantascienza, proiettatevi nel futuro e vedete che queste cose non sono improbabili. Certo, io lavoro e combatto perché non succedano o succedano in una misura marginale. Ci saranno quelli che vorranno fare un percorso di insegnamento fatto così e ci avranno la loro scuola con Toby, e ci saranno tanti altri che vorranno fare la loro scuola nella natura, imparando dai maestri, insieme, nella gioia di conoscere. Con tutte le difficoltà, da una parte e dall'altra, ma io sto lavorando per quello, ma perché questo futuro si realizzi, bisogna che noi ci prendiamo la responsabilità. Per cui quando tu mi dici sì, sembra che tutto non sta tornando un tubo, cioè le cose continuano ad andare in quella direzione, l'unica cosa pregevole è stato lo scoperchiamento, cioè abbiamo capito che siamo completamente fragili e devastati e che bisogna porre uno stop a determinate dinamiche. Non so, io sto andando a ruota libera, Gabriele, ma ci sei? Non ti voglio interrompere perché ovviamente quando uno No. inizia così il discorso... No, temevo, sai il classico fenomeno che tu parli, poi a un certo punto ti accorgi che casca dalla linea, hai parlato. No, volevo verificare che ci fossi. Ecco. Sì, ci sono. Allora, integrazione, poi ti lascio continuare. Naturalmente la mia è una opinione riguardo a quello che è cambiato. È ovvio che non si può dichiarare in maniera aperta e così che tutto quanto è migliorato, che incredibilmente il mondo è salvo. No, beh, certo che no, ci sono delle dinamiche del potere che sono comunque presenti e che stanno cercando di guidare il mondo in una certa direzione, quindi è un sistema di potere sulle persone che si mantiene ed è quello che bisogna combattere. Come giustamente hai detto tu, questa situazione che questi ultimi 2 anni ci hanno fatto proprio vedere chiaramente. È stata scoperchiata la pentola e ormai il gioco è chiaro, per cui è difficile dissimularlo adesso. Quindi questo è un punto di svolta che, come dicevo prima, è anche positivo perché avendolo scoperchiato, avendolo reso palese, è più facile per noi denunciarlo e anche affrontarlo e eventualmente disarticolarlo. Assolutamente. Quindi c'è un'occasione buona in questo. Assolutamente, io sono perfettamente d'accordo con te, però mi riconoscerai che c'è una tendenza al Tana libera tutti, siamo, ecco, evviva, torniamo a fare come prima, siamo ritornati alla normalità. Esatto. No, questo è un tipo di illusione che a me mi atterrisce. No, ti dico, Prego. Quando io giravo l'Italia, perché io non ho mai smesso di girare l'Italia con le mie attività, nonostante i colori e le pseudo imposizioni, però quando io giravo l'Italia, andare in un ristorante vuoto, che era l'unico che ti voleva dar da mangiare nonostante il marchio verde, vedere queste situazioni in cui stavi con un'orda di mascherati e tu eri l'unico, era tremendo. Ma era vero. Adesso, quando mi capita di girare, mi guardo intorno in un ristorante e vedo tutta sta gente e dico, vedi, guarda, sembra proprio che non è successo niente. Ma non è vero che non è successo niente. E questa cosa qua è molto importante che in qualche maniera, senza dire memento mori, cioè ricordatevi che è successo questo, ricordatevi che non è che voglio fare appunto quello che dice ricordatevi, ma quello che voglio rendere evidente alla luce di quello che è successo, più che ricordatevi, guardate ora, ma con gli occhi aperti, non con gli occhi velati come pre-Dirello, con gli occhi aperti, guardate ora quello che sta succedendo. Io sto insistendo su questi temi, forse se mi viene l'estro, anche oggi inciderò un altro video proprio con le cose che ho anticipato a te, sulla relazione con i ragazzi, ma un altro punto fondamentale su cui sto insistendo sono i soldi, cioè i soldi
Cioè, siamo consapevoli, cioè tutti a parole diciamo di essere, questo tutto è stato causato dai soldi, dalla nostra civiltà che gira attorno ai soldi, dalla finanza. Oh, ma se dite queste cose, ma poi ve le andate a vedere che cosa significa? Perché tutti quanti abbiamo al pizzo dentro la banca il soldino affidato alla banca di turno che investe nelle azioni e ci ritorna qualche cosa, qualche volta, se siamo fortunati. È normale, lo faceva pure mio padre. Tutti quanti appena andiamo a depositare, sì, ma vuole che io un 20% glielo metto in faccia lei, sì, va bene, ma mi ritorna qualcosa? Sì, come no, avrà 100-200 euro l'anno, che bello, carino, ma se mette di più anche 1000-2000 euro, allora sì, magari metto pure di più. Allora, questa roba qua, che è stata fatta senza coscienza dalla maggior parte di noi, ok? La maggior parte degli italiani hanno questa situazione, quelli che hanno dei risparmi in banca. Non va niente bene, non va bene, perché questa roba qua alimenta lo strumento che ha creato quello che abbiamo subito. Quindi quelli di voi che adesso staranno ascoltando la trasmissione di Gabriele, che stanno criticando quello che succede, se hanno soldi investiti in azioni, facciano due pensieri, perché voi da una parte lo criticate e dall'altra parte lo alimentate. Perché è la finanza internazionale che muove tutto questo. Lo riuscite a comprendere o no? È la finanza internazionale che muove tutto questo, che si basa proprio su questi meccanismi, cioè sul fatto che voi gli date i soldi che non sono uno strumento per realizzare un fine, cioè, non lo so, aprire una caffetteria, comprare una casa, comprare un vestito, acquistare un terreno. No, sono soldi che sono messi come fine per se stessi per generare altri soldi. Perché a voi non frega niente di quali azioni voi comprate, non sapete nulla di quelle azioni, non è che siete partecipi di quelle azioni vi vengono vendute con l'idea che raddoppieranno alla fine dell'anno. E quindi soldi per i soldi. Questo soldi per i soldi è il diavallo. Questo soldi per i soldi è la finanza. Il denaro è uno strumento, si deve usare come strumento. Allora, qui in diretta per la prima volta, no, non è in diretta, però insomma, vabbè, quello che sarà, per la prima volta con Gabriele, io dico questa cosa, che poi penso ripeterò anche in un mio video. Mi è stato chiesto da una persona, dopo che io ho cominciato a parlare di queste cose, mi è stato chiesto: ma ok Antonio, io ho questa situazione, mi si sono liberati, che ci faccio allora? Che ci faccio con questi soldi? Allora, questa è la domanda. Ponetevela, perché questa è la cosa giusta. Non è che c'è sta una soluzione unica, allora siccome non li investo in finanza, che ci faccio? Sicuramente anche un'altra cosa che non dovrebbero stare depositati, perché anche quello il denaro è movimento, è una roba che si deve muovere, tendenzialmente si deve muovere. Poi è comprensibilissimo che teniamo da parte qualche cosa, data la situazione, per in qualche maniera delle emergenze, questo è molto umano e normale, però in generale il denaro è in movimento, quindi è meglio se si muove, ma non per generare se stesso. Allora bisogna trovare altre modalità, ci sono in giro. Se voi le cercate, le trovate delle forme di investimento, ma vero, non i pappagalli di Telegram che vi dicono investi in criptovalute, sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. Il soldo per il soldo non può che generare male. Quindi, invece, vi faccio l'esempio? Ok, comprate un immobile. Perfetto, con quei soldi ci comprate un immobile. Questo immobile, lì, solo per il fatto che voi l'avete comprato, se la società dura, ovviamente, perché se la società crolla, crolla qualunque cosa, compresi i vostri soldi in banca, tutto crolla. Quindi, se la società dura, un immobile sappiamo benissimo che è un valore che è destinato a aumentare. Quindi voi già avete investito, però l'immobile, dice, che ci faccio con questo immobile, Antonio? Lo destinate ad attività di ricostruzione, cioè ospitate scuole parentali, ospitate attività sociali, ospitate attività artistiche, tutte le attività che possono ricostruire questo mondo.
Voi avete i vostri soldi investiti, c'è un immobile, si rivaluta nel tempo e allo stesso tempo lo offrite per la crescita vostra e del mondo. Allora questo ha un senso. Questa cosa qui ha un senso. In questo momento io sto facendo del denaro uno strumento per una crescita mia e degli altri, collettiva. Ma questo è un esempio, perché ce ne possono essere tanti altri, ma la cosa che è da evitare è il denaro per il denaro. Non si può discutere e dire oh mamma quante cose brutte sono successe e poi tu tieni i soldi appizzati investiti in azioni di cui non sai manco chi e come solo per fare i soldi, perché non funziona, non va bene. È come se vi tirate addosso, fate 2 passi avanti e 2 passi indietro, cioè non vi muovete, a livello spirituale non ci si muove in questo modo così. Bisogna riuscire a focalizzare tutte le proprie azioni nella direzione della crescita nostra e del mondo, collettiva. È fondamentale che facciamo questo. Per questo io dico, normale, no, si sono scoperchiate certe cose, prendiamone atto, facciamocene carico e cambiamo delle cose, cambiamo degli atteggiamenti, cambiamo dei comportamenti e su questo ho citato 2 ambiti che sono molto molto sensibili e delicati, cioè i figli e il denaro. Cominciamo a cambiare queste cose, perché se no non ha senso tutto il nostro lamentarci, perché quello che succede è la logica conseguenza di un mondo centrato in maniera distorta appunto sul profitto. Sul profitto. È una distorsione questa cosa qua. Che dici? Ho parlato troppo. No, stavo ascoltando con rapimento, è la verità. Ti stavo ascoltando con rapimento perché tu hai fatto un discorso che anch'io condivido sul piano materiale, ma anche sul piano spirituale. In pratica, scusate la voce, la mattina è un po' così, in pratica quello che una persona dovrebbe fare per una crescita umana e anche sociale decente sarebbe smettere di rincorrere, come giustamente hai detto tu, il profitto per il profitto e impiegare quei soldi concretamente. È vero, bisogna essere un po' parsimoniosi perché del domani non c'è certezza, quindi c'è la possibilità che magari arrivi qualche accidente per cui ci serva qualche soldo extra per poter fare fronte a un problema. E questi 2 anni ci hanno dimostrato anche la grande, chi ha resistito molto, al netto di quello che è successo, ha avuto anche ha potuto resistere anche perché aveva qualche gruzzoletto da parte che gli ha consentito di scavalcare il periodo, diciamo così, di restrizione e di divieto di lavoro attraverso un po' di risparmi, quindi anche quella è una forma di resistenza. Non farsi trovare in debito con la società da quel punto di vista, non farsi schiavizzare dai debiti, quindi anche quella è una forma di resistenza, senza dubbio. Un'altra cosa importante, appunto, come dici tu, è investire questi soldi per far crescere se stessi e gli altri. Quindi la condivisione è fondamentale, il desiderio di condividere anche un bene in termini umani, in termini di comunità, ed è una cosa interessante perché va oltre l'individualismo. Sconfiggendo quello hai disarticolato il sistema per una buona metà, quindi già quello è un risultato enorme, per cui è un invito anche questo naturalmente. Poi c'è chi dice anche i soldi, come giustamente hai detto tu, vanno mossi, per cui spendeteli, invece fate qualcosa di concreto, e anche questo può essere una soluzione, per cui... Ma certo, ma il discorso però, vedi Gabriele, è molto sottile e delicato, perché certo. Ripeto che dietro l'agente fondamentale su cui dobbiamo sempre riflettere è l'agente, intendendo proprio agente, sì, è la paura. La paura. Cioè noi dobbiamo monitorare la nostra paura, perché la nostra società è malata, perché è costruita sulla paura. Tutta l'avidità, il profitto, nascono dalla paura. Quindi anche per esempio il discorso metto da parte e poi magari arriva il Covid e l'affronto meglio, per carità, è molto umano ed è vero che è andata così come dici te, però dallo stesso tempo io devo lavorare perché non ci sia più la necessità di questo pensiero, che è un pensiero di paura. Verissimo. È comunque un pensiero di paura. Io dovrei avere una tale tranquillità nel contesto umano che da veramente poter non avere niente da parte e essere tranquillo che vivrò. Però questa cosa va costruita, quindi magari
cerco di tenere un pochettino un equilibrio, mi tengo un po' di nero, perché è un nero, quello di tenere i soldi da parte è un nero, ve lo dico con chiarezza, e questo vale per me come per chiunque altro, è un nero. Ma se il nero ci deve stare nella vita delle persone, non è che una persona può vivere in questo mondo senza il nero, toglietelo dalla capoccia. Quando morirete ne riparliamo, o quando evolverete in esseri di luce ne riparleremo, ma per quanto riguarda adesso, in questa carne, in questo mondo materiale, dentro di noi ci sono le polarità, ma ripeto, devono essere in equilibrio. Quindi il problema non è se tu hai un pizzico di nero, quindi c'è una parte di te che ha un po' paura e si tiene da parte un po' di soldi. Va bene, questo è accettabile. Poi però tu, col bianco, ti muovi per far sì che questo tipo di pensiero non ci sia più. E quindi che evolvi anche da quello, non stai incancrenito su sta roba qua, ti evolvi anche su quello, ti fai le domande, ti informi, aderisci a progetti, studi la natura del denaro, cerchi di capire cosa ci puoi fare oltre che tenerlo da parte, cioè ti muovi rispetto a questo, e questo è molto importante, perché così si vince la paura, con il movimento. Quelli che rimangono terrorizzati e fermi sono i primi che vengono presi da qualunque cosa li abbia terrorizzati. Cioè, la paura funziona solo nel momento in cui tu riesci a prendere e a scappare. Ti muovi. Allora, muovetevi, accettate le piccole parti di paura, ma muovetevi, mettete in discussione tutte queste dinamiche. È molto importante questo. Io ripeto, il denaro è un fulcro. Se tutti quanti togliessimo i soldi dalle banche in generale e dagli investimenti finanziari, cose succederebbero, Succederebbero in un secondo e mezzo. Senza dubbio, ci sarebbe una svolta epocale, quella di cui parlavamo prima accennando alle cose che sembra voler cambiare. Questo sarebbe un momento epocale, ma tutto parte anche dalla consapevolezza che magari una certa forma di società non è più possibile. Come stavi dicendo prima, appunto, la scuola è l'indice, è l'elemento evidente di questo tipo di modo di fare, di pensare, di fare società che sta crollando. E infatti cosa sta succedendo? Per tornare un po' all'inizio del nostro discorso, che è molto interessante, quindi il discorso del mondo che forse sta cambiando, forse no. Una parte del mondo che è l'Occidente, appunto, sta andando letteralmente a catafascio dal punto di vista dell'economia, del modo del pensare, quindi questo potere si sta concentrando, sta accanendo proprio su quella parte del mondo che sta andando a ramengo, che è appunto l'Occidente. Il resto del mondo, invece, per un motivo o per l'altro, ha visto un po' la situazione, ha detto, sai che c'è? Che ci mettiamo d'accordo tra di noi, e si stanno iniziando a organizzare tra di loro, tra paesi più o meno grandi, più o meno democratici, più o meno particolari, un mondo per conto loro. Ma questo, io in questi schieramenti a cui tu hai alluso, io sinceramente non parteggio né per l'uno né per l'altro, né vedo dei santi né da una parte né dall'altra, ma quello che vedo di buono, ed è il concetto anche che viene portato avanti, anche se poi è tradito in tanti altri ambiti e via dicendo, però è il discorso della multipolarità. Cioè, siamo arrivati a un punto in cui c'è il tentativo di dire io ho la verità e la verità ve la impongo. Non si può fare. Questa è la cosa che l'universo non accetta. L'unica legge che sta al centro di tutto il movimento spirituale dell'universo intero è la libertà. Questo bisogna che lo capiate, perché questa forse, se c'è una verità, è l'unica, e questa è l'unica. La libertà. La libertà sta al centro di tutte le leggi universali, quindi qualsiasi sistema che perviene a una convinzione di dover imporre una verità sta contraddicendo la verità, che per sua natura è proprio dialettica e quindi non prevede una sola cosa. Di conseguenza non si può pensare di imporre, anche se ritieni che la tua è meravigliosa, non la puoi imporre, non si può fare. Quindi di conseguenza questa cosa è quella che è successa col mondo occidentale, che ritiene di aver raggiunto dei livelli così alti di democrazia illuminata, libertà e tutto, che la impone.
È un controsenso, non si può fare, non si può fare, non si può fare. Quindi bisogna accettare l'esistenza di una polarità con cui tu creerai una dialettica. In questa dialettica, come prevede il sistema giudiziario, che non a caso è stato fatto così, in questa dialettica tra difesa e accusa, eccetera, eccetera, si raggiunge un avvicinamento a qualcosa che potrebbe forse arrivare vicino al vero, ma nella consapevolezza che la verità non esiste. Quindi ci sta un movimento che noi dobbiamo fare. Anche tutte queste robe che noi sempre ci appelliamo a sta parola verità con le unghie e con i denti, ma basta! Ogni volta che noi proclamiamo no perché la verità di Cristo, ma la verità di Cristo, se tu dici la verità di Cristo, stai facendo lo stesso discorso di quelli che dicono la verità di Bafometto, la verità di Babbalù, è uguale. Perché la tua verità dovrebbe essere più vera di quella dell'altro? Ma non vi va in tilt il cervello, l'anima quando dite queste cose? Cioè l'unica possibile verità è quella che annulla se stessa, cioè la libertà. Nella libertà non c'è una verità, perché non può esserci, perché quando io dico questo è vero significa che l'altro è falso, è finito il discorso. Invece nella libertà esistono i discorsi polari dove ci si muove per venirsi incontro partendo da posizioni differenti e si trovano situazioni temporanee. Si può parlare di verità solo temporaneamente. Temporaneamente è legittimo. Cioè io dico, in questa situazione abbiamo deciso insieme che la nostra verità temporanea è questa, ma potrebbe non esserlo domani, dopodomani e cambierà in continuazione. E questo è molto importante perché tutto il delirio scientifico che è stato attuato in questi anni viene da questa affermazione che la verità è eterna ed è la scienza ed è stabilita in certi dogmi assurdi e via dicendo. Ma no, ma la scienza è proprio il contrario. Dice che io faccio delle ipotesi, poi verifico, trovo delle teorie che sono temporanee. Ma andatevi a studiarvi prop e la filosofia della scienza, sono temporanee, sono affermazioni temporanee, verità temporanee. Io vedo che le cose stabiliscono una legge matematica, per cui questa cosa funziona così, quando scopro che ci sono altre forze, che non solo quella di gravità, dovrò cambiare la legge di gravitazione universale. Che pure mi funzionava a livello grossolano, ma quando scopro che dietro ci sono altre forze, la dovrò cambiare. E quindi la legge di gravitazione universale avrà delle eccezioni, dei comportamenti anomali, delle cose diverse rispetto a quella che è stata dichiarata assoluta. Non può essere dichiarata assoluta. Quindi anche su questo smettiamola di opporre verità a verità. Possiamo parlare di cose che sentiamo in quel momento, di autenticità temporanea, ma è tutto il male qua, cioè nel tentativo di imporre le proprie verità. Non c'è una possibilità di imporre, bisogna semplicemente includere e dialogare, includere e dialogare, includere e dialogare. Questo è il movimento che si può fare. Senza dubbio. E con questo No, mi aspetta. taccio. No, vabbè, no, cioè, per carità, no, c'è ancora un argomento che voglio affrontare con te, perché altrimenti non ci stiamo da tanto tempo e ne approfitto per fare un approfondimento, anche perché adesso c'è qualcosa che voglio evidenziare col tuo aiuto. Artisti, allora, gli artisti, categoria molto superata, sì. Non ci hanno fatto una bella figura in questi ultimi 2 anni, una brutta figura, visto che la categoria a cui ti appartieni però non è riduttivo, non è che non sei solo un artista, tu sei un artista, un pensatore, fai l'artista, sei un pensatore, che è molto diverso, per cui la categoria non ci ha fatto una bella figura, non ce la sta facendo ancora, cioè non la sta facendo neanche adesso, peggio ancora, anche perché ovviamente l'operazione mano di vernice sulla situazione storica che abbiamo appena vissuto ovviamente coinvolge anche gli artisti che stanno cercando un pochettino di fare finta, come giustamente abbiamo detto prima, che non sia successo niente, e anche quello ovviamente non fa onore. Infatti adesso tutti quelli che
fino all'altro giorno sembravano usciti dagli anni 30 della Germania, si stanno riposizionando, difendendo a spada tratta i rave. Ed è veramente comico, se non fosse per certi versi tragico. Poi potremmo parlare anche di certi artisti che tu conosci, che alla fine sono tornati anche in televisione, ma meglio non fare nomi a questo punto, perché sì, appunto. Potrebbe partire, insomma, appunto. un embolo da questo punto di vista. Però sì. due parole sugli artisti, insomma, sui tuoi colleghi. Ma purtroppo, insomma, significa sparare sul morto, cioè nel senso che che cosa si può dire? Questa cosa qua dei rave, io non lo sapevo che ci sono artisti che si stanno schierando per la difesa dei rave, ok? Questa legge è un'imbecillata, cioè questo è evidente a tutti, perché cioè, tu in una situazione del genere che fai? La prima legge che fai è sui rave, ma per favore, cioè veramente c'è da fare come Totò, no? Cioè, non so, nella famosa gag, cioè, perché esatto. la prima legge che fai è sui rave, ma per favore. Detto questo, questi sono pupazzi in cui vengono schiacciati i pulsanti. Non so se hai presente il gioco della rana dove escono i pupazzi, tu col martello cerchi di dargli la botta e escono così. Ecco, questi sono pupazzi fatti così, sono fatti così. Quindi questi tu gli schiacciano i pulsanti e loro perché fanno semplicemente il gioco delle forze che li sostengono. Quali sono le forze che li sostengono? La finta sinistra corrotta mafiosa. Quindi di conseguenza, sostenuti da questa forza, gli schiacciano il pulsante e gli dicono schierati, è l'occasione, hanno fatto un'inghiossia, di la tua sui rave. E lui basta. Questo è così, tanto è vero che quando ovviamente c'era da essere coerenti, come hai notato tu, cioè nei momenti difficili, siccome questa finta sinistra corrotta mafiosa gli diceva state tutti zitti, sono stati tutti zitti. Quindi non c'hai nessuna credibilità tu che ti ergi adesso a difesa della libertà dei ragazzi che devono fare le loro riunioni di nascosto, quando li hai chiusi dentro casa, gli hai messo un tablet davanti perché l'hai fatto tu stando zitto, perché il potere di un artista è immenso se lo usa, però non è stato usato, perché arrivano a quel potere la maggior parte di loro sostenuti da certe forze che poi impongono quello che io lo so perché mi è stato offerto. Quindi mi è stato proprio chiesto, mi è stato offerto, mi è stato detto vuoi diventare così? Se vuoi diventare così io ti posso aiutare. Ovviamente la risposta implicita era, cioè dietro ci stava, ma quando sarà il momento vengo a chiedere il conto. Eccoli là tutti i miei amici zitti, tutti zitti, tutti allegramente zitti, difensori dei diritti, della libertà di espressione, della libertà di genere, della libertà di qualunque cosa, ma la libertà di qualunque cosa quando premono il pulsante, quando vi premono il pulsante, perché quando c'era da dire qualcosa sulla libertà in questi 2 anni, tutti zitti. Quindi adesso io, per carità, intendiamoci Gabriele, le persone possono evolvere, cambiare, io non è che sto negando la possibilità che qualcuno faccia un percorso e finalmente si renda conto di qualcosa, però diciamo che chiaramente accanto a questa dinamica che è possibile ma purtroppo è ancora rara, ci sta l'altra del se è opportuno io lo faccio, se non è opportuno non lo faccio, punto. Non è arte quella, scusate, non è arte, cioè nel senso che io sono il primo che ha ascoltato i Litfiba quando erano all'inizio, eccetera. Adesso l'ultima volta stavo in un posto, hanno messo i Litfiba, ho chiesto, dice, per favore me li togli, cioè, non posso sentire, non posso sentire. No? Però accanto a questo, per esempio, mi posso beare del fatto che un mio beniamino da ragazzo ha meritato tutta la mia ammirazione, cioè Roger Waters, che fino adesso, per quello che sembra, è una persona che è veramente tanto di cappello, no? Per come si è manifestato, adesso sta continuando a fare una serie di
di lavori proprio antisistema, poi non lo sappiamo nella verità perché io non lo conosco di persona, però almeno pubblicamente ha fatto delle cose, ci sono stati dei gesti che hanno permesso dei fatti concreti che lui ha fatto, quindi almeno mi sembra di poter dire di salvare questo piccolo eroe di gioventù, possiamo salvare questo piccolo eroe di gioventù, ma in generale, ripeto, non c'è arte, perché l'arte è un tipo di percorso che è proprio stato completamente travisato. Cioè io non mi riconosco più in quella categoria, anche se difendo questa definizione, ma non mi riconosco in quella categoria perché quello che fanno queste persone, 90%, è intrattenimento opportunistico. Intrattenimento opportunistico. Non ha niente a che fare con l'arte. L'arte esisteva come forma di dialogo con l'altrove. È nata prima delle religioni e dall'arte sono scaturite le religioni. Cerchiamo di comprendere che cos'è l'arte. È dall'arte che sono scaturite le religioni. Quindi è lo strumento più immediato per accedere agli altri mondi, altre forze, all'altrove, eccetera. Questa cosa poi però si è persa perché da una parte sono nate le religioni che hanno preteso di ingabbiare le cose in un certo modo e dall'altra l'intrattenimento, cioè io faccio finta di e ti diverto. Ok? Ma questa cosa è una deriva perché l'arte preesiste, prima forma autentica espressiva dell'umanità ed è sempre stato un mezzo di intercettamento con l'altrove. Non quella roba che pensiamo noi, cioè belle canzoni, bei film, no, era uno strumento di dialogo con gli altri mondi, che poi io di quel dialogo lo posso far diventare un libro, una musica, un romanzo, uno spettacolo, per carità era il modo di tradurlo, quello è il modo in cui tu lo traduci per le persone, ma la cosa fondamentale era che eri in dialogo con queste altre realtà. Quindi figurati per me quanto è grande il decadimento della parola arte e artisti. Io non ho più nessun contatto con nessuno di loro, cioè zero. Infatti ogni tanto mi domando, dico ma che ne sarà di noi? Cioè, con questi che continuano, adesso hanno ripristinato le loro attività come non fosse successo niente, e io che, per esempio, e pochi altri che andiamo per la nostra strada autonoma. Perché io non accetto, se a me mi chiamano e mi mettono in un contesto che io vedo che alimenta questa cosa, io non ci voglio stare, capito? Nonostante adesso gli faccia appetito pure a loro, perché ho i followers e quindi per loro sono anche appetibile economicamente, ma io non ci voglio stare. Capisci? Sì, perfettamente. No, infatti tu questo tuo discorso splendido mi ha fatto trarre in mente appunto un'espressione del quello che tu hai definito in maniera eccezionale, intrattenimento opportunistico. Si riferisce a un anno fa più o meno, grosso modo, stanno andando avanti anche adesso ogni giovedì un locale di questa città di Cagliari, che tra l'altro è gestito da persone che non sono state al ricatto di questi ultimi 2 anni e non si sono vaccinate, non hanno voluto il Green Pass nel loro locale, quindi 2 persone che stimo moltissimo, con la quale ho un ottimo rapporto anche di collaborazione, che qui a livello etico sono state molto coraggiose, a livello proprio concreto, e ospitano diverse iniziative artistiche, quindi anche questo è meritorio da parte loro. Una di queste è un Poetry Slam, una gara di poeti che si svolge il giovedì in questo locale, in cui fanno una competizione di declamazioni poetiche. Il vincitore, sì, esatto, tu conosci bene la realtà, immagino. Il vincitore dell'ultimo, un anno fa, dell'ultimo Poetry Slam è seduto sul palco con la mascherina. Ora, io ho visto la scena, doveva essere, non mi ricordo, sempre settembre-ottobre l'anno scorso, quindi fine anno più o meno. Ho visto la scena e ho detto, ok, abbia fatto progressi. Certo, ovviamente uno non sta lì a prendere, non è certo colpa dei gestori dei locali che hanno dato spazio a queste persone, però è il sintomo proprio di come queste persone siano proprio scollegate dal punto di vista
punto di vista spirituale e cognitivo, perché non hanno capito una cicca del fatto che la poesia, come tante altre forme di arte, come giustamente hai detto tu, è la comunicazione con altri mondi, ed è forse una delle forme di libertà, quindi di istruzione dell'ordinato, del consueto e dell'imposto enormi, per cui come fai a dirti poeta se poi te ne vai in giro così con i simboli del potere? Assolutamente. Meritava una fotografia questa cosa. No, ma infatti, ma sai quante ne ho viste di situazioni del genere, ma anche tra amici, io insomma ho conosciuto il mondo della poesia italiano, il mondo del teatro italiano, il mondo del cinema italiano, quindi sai quante te ne potrei raccontare di queste storie, sai quante? Immagino. Quindi, se ne vuoi raccontare uno giusto per farsi, diciamo, due risate? No, ma perché implica, diciamo, a parte che a me fa tristezza, non riesco nemmeno a sorriderci, mi fa tristezza perché conosco le persone e quindi mi fanno tristezza, nel senso che le ho incrociate prima del Virello e avevo le mie perplessità, per carità, però poi dopo vederle deformate. C'era un artista con cui, no, che andava in giro con tutti i suoi capelli dipinti e faceva costruzioni meravigliose, sculture con pezzi di trovarobato, grandi affermazioni di libertà, che poi durante il periodo, cioè, leggo una cosa e da lì non ho più letto niente perché l'ho defenestrato subito, dico, sì, ma il problema di tutto sono i bambini, bisognerebbe tenerli chiusi, sono loro che portano in giro tutta sta roba. Oh, wow, grande questo tipo. Bisognerebbe fargli il trattamento che hai fatto, a proposito, chiuderlo lì per un mese, stai chiuso adesso, stai chiuso tu, vai a girare i bambini, stai chiuso tu. Mamma mia, cioè, quando ho letto sta cosa veramente, ti giuro, oscillavo tra le forze arimaniche e quelle luciferine, era molto difficile trovare il mezzo, veramente, molto molto difficile. Perché... Vado io lo strozzo, insomma, cose di questo tipo. Sì. Ci può stare, in quel periodo ne sono girate, la gente aveva molto spesso il desiderio di andare a uscire per spaccare tutto, e per fortuna l'abbiamo fatto. È stata anche la nostra forza, quella di reagire civilmente a queste cose. La nostra reazione civica e pacifica gli ha impedito di trovare il destro per fare di peggio, quindi li abbiamo sconfitti da questo punto di vista. Comunque, intanto comunque, prima di di tributarti il giusto saluto, il giusto omaggio, comunque, visto che ci sono, faccio il nome del gruppo del locale perché merita, è il Jester Club di Cagliari, che si è distinto per questo coraggio civico, quindi onore a lui, onore a questo locale che continua a fare anche bei concerti, belle iniziative culturali, quindi continuate così, bello, perché meritava la menzione, perché comunque hanno avuto molto coraggio. Comunque, che dire, ora io devo ringraziarti per questa splendida conversazione, era tanto tempo che non si parlava, insomma, in maniera bella di arte. No, abbiamo parlato di musica, però dal punto di vista, diciamo così, sia alternativo che diciamo comunicativo e manipolativo, quindi magari un giorno, se avrei voglia, ci risentiremo per parlare anche un pochettino del rapporto tra arte e propaganda e manipolazione, perché secondo me avresti tanto da dire su questo argomento. Quindi è una puntata composita tra musica e teatro, perché abbiamo anche una bellissima realtà che sono dimezzati in cui partecipano persone che sono veramente competenti in materia, quindi sarebbe un meraviglioso modo di mischiare queste due cose. E quindi ti devo ringraziare per questa tua testimonianza splendida. Stai andando avanti col tuo canale, con i tuoi spettacoli, immagino, sono ripresi a pieno regime. Hai un calendario di spettacoli, ti vedremo in giro per l'Italia? Ma guarda, io tutte le volte che vado a fare un seminario, il venerdì precedente del seminario faccio una preghiera poetica. Adesso il 4 sto vicino a Pisa, la sera del venerdì 4 sto vicino a Pisa, chiunque volesse saperne qualcosa basta che o mi scrive sulla pagina di Facebook o scrive a te che poi dopo me lo inoltri, io glielo dico. Sui WhatsApp, insomma, non c'è problema. La preghiera non è uno spettacolo, è una preghiera, cioè dove appunto l'arte si tenta di riportare l'arte alla funzione che aveva e che ho citato, cioè è un modo per parlare con altri mondi. Quindi io faccio esattamente solo questo.
non è che mi metto lì a fare testi o cose, proprio mi metto lì e mi faccio passare attraverso delle forze altre e riporto quello che rimane e riporto alle persone, in diretta, assolutamente senza nessun testo, nessuna cosa, fatto lì per lì. Ed è una preghiera che facciamo insieme, insomma. Questo lo faccio tutte le volte. No, scusa, questo lo faccio tutte le volte. Quando uno vede i seminari, può sapere che il venerdì prima di quella data, di quel weekend, la sera, nel luogo del seminario, quindi lì vicino o nello stesso luogo, ci sarà una preghiera poetica, sempre così. Senza dubbio. Guarda, ogni volta che sento questo tuo discorso dell'attraversamento mi ricorda tantissimo quella che è l'eredità artistica e umana di Carmelo Bene. Secondo me tu hai portato con te e hai dentro di te ovviamente quella parte diciamo così di vita dell'arte, quella parte di interiorità artistica e di follia che è l'eredità umana e attoriale, teatrale del mitico, del geniale Carmelo Bene. Quindi vedo questa cosa nelle tue parole, da quel punto di vista. Carmelo è stato uno dei pochi che ha tentato di affermare questa verità, poi con tutti i limiti del suo carattere, delle sue cose, quello che vogliamo, però al di là di questo ha tentato di affermare questa verità dell'artista, quello originale, non dell'attore debosciato, pupazzo, finto, eccetera, ma proprio un altro livello, insomma, e questo pochi l'hanno fatto nei tempi moderni, però io credo che adesso siano arrivati i tempi per cui questo dovrà rinascere. Io sto formando tante persone in questo senso, nei seminari lo faccio, do gli strumenti sia per le persone normali per semplicemente accrescere il proprio potere spirituale, il potere di cambiare la propria realtà, il potere di nutrire se stessi e gli altri, e accanto ci sono una parte di persone che invece lo faranno proprio pubblicamente, quindi porteranno avanti questa cosa fuori, ricostruendo piano piano un'arte basata su forze altre, non sulla rappresentazione. Sì, assolutamente, quindi è una cosa eccezionale. E poi ovviamente colgo l'occasione, visto che ho il piacere della tua presenza anche solo in virtuale, e mi dispiace di inviare un saluto al nostro comune amico che è appunto Bante da Masila, che stiamo aspettando che torni con i suoi insegnamenti più forte che mai, perché certo. Secondo me, non solo secondo me, sta preparando un ritorno alla grande, un'esplosione un'altra volta di questa sua forza spirituale che veicola attraverso i suoi insegnamenti, quindi è lì per tornare, lo sento, è lì per tornare, è lì per fare nuove evoluzioni nella scena. Un abbraccio veramente grande. Assolutamente sì. Lo vedo, l'alba sta arrivando, sta sorgendo il sole un'altra volta, è lì, lo vedo lì, davanti a me c'è questa cosa. Quindi vedo questo avvenimento imminente. Comunque, Antonio, allora, grazie ancora infinite, invito a seguirti sul tuo canale di YouTube, sulla tua pagina di Facebook, e comunque ci terremo in conto per altre eventuali chiacchierate così per sviluppare temi e insomma farci attraversare, come giustamente hai detto tu, da forze che ci aiutano a scoprire e a essere consapevoli. Per il resto, grazie ancora tantissimo. Antonio Bilocanella con noi oggi con Non Conforme, bellissima puntata. Continuate a seguirci, continuate a seguire l'ascolto live sulla nostra piattaforma audio di Spreaker, sul nostro canale di YouTube, il nostro canale di Rumble. Mentre Antonio mette a posto cose, chiude cerniere, chiude borse, per prepararsi. Pensa come si sente bene, non pensavo. Wow. Tutti i rumori dell'umanità abbiamo davanti, non c'è problema. E seguiteci comunque sia sull'altra pagina di Facebook, i link sono sempre in continuazione. Grazie ancora ad Antonio Bilocanella. Vi abbraccio, grazie a te Gabriele. Grazie infinite, era Non Conformi, sono Gabriele, alla prossima puntata. Ciao. Ciao.